Presidente Feltrin, l'agricoltura trevigiana e non solo, insomma, si trova a fare i conti con un nuovo avversario, diciamo così, un'invasione di cimici. Qual è la situazione? L'invasione della cimice asiatica è un fenomeno che si è presentato quest'anno, che ha colpito in maniera importante soprattutto le coltivazioni di kiwi. In provincia di Treviso abbiamo oltre 500 ettari di kiwi e ci sono appezzamenti che in maniera anomala, perché anche il motivo del convegno di quest'oggi è capire quali siano le modalità e in quale modo vanno ad attaccare appunto questo parassita va ad attaccare le coltivazioni. Pertanto in alcune zone hanno provocato danni anche dell'80%, una stima importante che va oltre i 4 milioni di euro per quanto riguarda il danno provocato non solo al kiwi, poi ha attaccato anche alcune cultivar di pomodoro, ha attaccato anche alcune varietà d'uva, pertanto hanno dovuto procedere alla vendemmia manuale perché altrimenti chi fa la vendemmia meccanica tirava dentro tutto in pratica e si danneggiava il prodotto. Cimici comprese? Cimici comprese, pertanto l'unica alternativa era fare la vendemmia manuale, pertanto noi stiamo studiando la modalità e il comportamento di questo parassita nuovo che è arrivato in Europa, molto probabilmente per il cambiamento climatico che è sotto gli occhi di tutti. Siamo a dicembre, ormai vediamo ancora le foglie negli alberi, pertanto ha trovato un ambiente ideale, un caldo umido fuori dalla norma. Naturalmente è riconosciuto che quest'anno è l'anno più caldo in assoluto in Europa, ma soprattutto non va dimenticato anche l'importazione selvaggia dai paesi est europei, dai paesi asiatici, dove nei bancali, nei container e quant'altro, dove non è prevista la decontaminazione, possono insediarsi larve e pertanto poi quando arrivano nei nostri porti si espandono, trovano il loro habitat naturale e vanno ad attaccare le nostre culture.